I ragazzi del Leonardo oggi in una visita virtuale qui al Teatro Pirandello, frutto di una accurata ricerca culturale sulle fonti e le tradizioni stesse del teatro. Sì, oggi siamo veramente orgogliosi di presentare alla città questo percorso altamente formativo e qualificato che i nostri studenti hanno condotto sotto la guida del professore Zarbo, un percorso che è stato immediatamente sposato dalla Fondazione Teatro Pirandello, che intanto ringrazio per l'attenzione che ha dedicato ai nostri studenti, ma devo dire un'attenzione assolutamente meritata, perché frutto di un lavoro di ricerca e analisi sui minimi particolari che caratterizzano il nostro splendido teatro quale simbolo principale, uno dei simboli principali del nostro patrimonio, e che di fatto ha testimoniato come la tecnologia sia divenuta un primario strumento di apprendimento. Si tratta di una visita virtuale, un tour a 360 gradi del teatro progettato dai nostri ragazzi, quindi con l'ausilio delle tecnologie, e che ha consentito ovviamente loro di sviluppare numerose competenze, tra cui chiaramente le competenze digitali. Oggi credo che un'iniziativa di questo genere ponga il liceo tra le istituzioni culturali più innovative del territorio, ma devo dire con orgoglio rappresenta quell'istituzione culturale che forma le nuove generazioni pronte ad affrontare il futuro. Come valutate questa iniziativa, questo connubio con i ragazzi del Leonardo, il teatro e la fondazione? Lo valutiamo come una risorsa eccezionale, oserei dire, perché un progetto che era partito come un progetto scolastico è diventato man mano un documento storico importantissimo per il teatro, non solo per l'innovazione tecnologica e le visite virtuali che saranno possibili effettuare da remoto, ma soprattutto per le scoperte architettoniche e storiche che sono state trovate dai ragazzi nei vari archivi, nelle biblioteche, nell'archivio storico, quindi è sicuramente un punto importante sulla storia del teatro, perché cambia un po' la conformazione dei riferimenti artistici sulle opere e sui manufatti che sono all'interno del teatro. Quindi per noi è un giorno importante, ringraziamo di questo sicuramente il liceo scientifico, la dottoressa Pilato, che ha saputo guidare i ragazzi in maniera egregia, e quindi non vediamo l'ora di presentarvi questo progetto. Professore Zarbo, lei ha curato i ragazzi in questo studio di ricerca? Sì, è un progetto che è iniziato nel mese di settembre del 2024, quindi all'inizio dell'anno scolastico, e che oggi culmina con questa presentazione. Alcuni studenti si sono dedicati all'approfondimento della conoscenza del teatro Pirandello di Agrigento, in particolare per quanto riguarda le vicende storico-costruttive e le decorazioni pittoriche e scultoree progettate dal celebre architetto Giovan Battista Filippo Basile, autore del progetto del Teatro Massimo di Palermo, poi completato dal figlio Ernesto. Pitture eseguite egregiamente dagli artisti Luigi Sacco, Antonio Tavella e Giuseppe Belloni di Milano, mentre le sculture sono state realizzate dallo scultore palermitano Benedetto Alfano. Oggi il Teatro Pirandello concede le luci della ribalta a chi ha dimostrato di esserne meritevole e degno, in questo caso è il liceo scientifico Leonardo di Agrigento, che con la sua dirigente scolastica, la dottoressa Pilato, e grazie all'idea, al coordinamento del professore Fabio Zarbo, insegnante di storia dell'arte, ha effettuato un lavoro di ricerca, di studio, trasfondendo poi tutto questo in un prodotto tecnologico, cioè una visita virtuale che è veramente di altissimo livello, e quindi abbiamo ritenuto doveroso da parte nostra di organizzare un'apposita giornata di studi con l'intervento di autorevoli relatori che potessero corroborare e avvalorare la valenza culturale, scientifica, artistica di questo lavoro, che per quanto ci riguarda merita di essere diffuso, e lo faremo nel modo più semplice ma probabilmente più efficace possibile, cioè quello di mettere sul nostro sito il link che condurrà
alla visita virtuale del teatro confezionata dal liceo scientifico. Siamo qua con il liceo Leonardo, che ha dato un esempio di inserimento nell'ambito del programma della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025 con un progetto innovativo che parte dall'importanza della conoscenza del patrimonio culturale da parte dei ragazzi in un progetto interdisciplinare, perché attraverso l'utilizzo delle tecnologie sfrutta la conoscenza del patrimonio culturale, delle opere d'arte, con un percorso che costituisce un ponte tra passato e presente. Sì, è un qualcosa di meraviglioso. Ringrazio io la dirigente, la professoressa Patrizia Pilato e anche il professore Zarbo per aver voluto fortemente che questo progetto si portasse a termine. È una visita virtuale, sfruttando grazie anche all'intelligenza artificiale, una visita a 360 gradi degli spazi del teatro per far conoscere anche da remoto la meravigliosa realtà che noi abbiamo. È la dimostrazione di come le istituzioni, come le scuole hanno voluto dare un contributo proprio all'Agrigento Capitale Italiana della Cultura.